possiamo, si sente credo, possiamo iniziare questa serata. Innanzitutto buonasera a tutti, benvenuti e grazie della vostra partecipazione, direi nutrita e oltre le aspettative, considerato che oramai gli incontri che hanno per oggetto la politica sono un po' bistrattati, quindi è con gran soddisfazione che vi saluto e vedo presenti anche qualche ex consigliere provinciale, qualche ex consigliere regionale, qualche parlamentare, ex parlamentare e anche qualche ex sindaco. Ovviamente tutte persone con cui abbiamo condiviso un percorso e un'esperienza politica, ma anche un percorso di vita, dico io, perché abbiamo lavorato assieme per quasi 15-20 anni. Come si svolgerà la serata? E quindi vi ringrazio anche la dottoressa Francesca Losi e Roberto Castelli che sono venuti qui in Friuli stasera, quindi i nostri graditi ospiti. La dottoressa Francesca Losi, consigliere comunale di Pontida, è un po' il deus ex machina di tutto il Partito Popolare del Nord, quindi a livello organizzativo e logistico, ed è anche il vice segretario federale del partito. E poi, credo non abbia bisogno di presentazioni, Roberto Castelli, ex ministro della giustizia e quindi segretario del partito. Come evolverà la serata? Come si svolgerà? Beh, durerà un'oretta circa, non durerà molto. Ci saranno, dopo la mia introduzione, ci sarà l'intervento della Francesca Losi che ci parlerà del partito e del suo perché è nato questo partito. Poi parleremo di due argomenti per noi molto importanti, uno locale che riguarda la regione Friuli Venezia Giulia e uno riguarda un po' tutta la penisola. E il primo è la nostra proposta di riforma federale dello statuto regionale, a fronte anche di quello che l'amministrazione regionale vorrebbe fare, cioè reintrodurre le 4 province soppresse qualche tempo fa, e di questo parlerà Federico Simeoni, che insieme ad altri amici autonomisti ha steso la proposta di riforma. L'argomento è abbastanza articolato, quindi credo che lui sarà capace di sintetizzarlo e far capire il senso della nostra proposta a tutti. E poi ci sarà l'intervento di Roberto Castelli che ci illustrerà la nostra proposta di legge di iniziativa popolare avente per oggetto la legittima difesa e l'inviolabilità del domicilio in Costituzione. Quindi parliamo di argomenti che lui conosce molto bene, e un argomento che abbraccia il mondo della sicurezza, cioè l'argomento della sicurezza, l'argomento della proprietà privata e della sua tutela e soprattutto della legittima difesa. Poi tireremo un po' le somme della serata e per chi avrà piacere di rimanere con noi fino alla fine ci sarà un brindisi conviviale come segno di gratitudine per la vostra presenza. Voglio questa sera dire due cose, una in particolare, perché da quando mi sono riaffacciato attivamente alla politica, diverse persone mi hanno chiesto come mai, cosa è successo, cosa c'è di nuovo. Anche stasera un paio di persone, qualcuno di voi me l'ha chiesto. Beh, la mia domanda è rimasta sempre quella di 30 anni fa, e cioè a volte mi chiedo se sia giusto che persone inoccupate produttivamente, cioè che non hanno mai lavorato nella propria vita, debbano gestire, legiferare e governare la mia di vita e la vita di tante altre persone come voi che lavorano
e che quotidianamente lottano con una burocrazia infinita, con un'illegalità allucinante e sono strozzate dall'iniquità del fisco italiano. Mi sto chiedendo, e me lo chiedo da sempre, oggi più che mai, avendo fortunatamente un'azienda sana, perché io devo farmi gestire la mia attività da persone che non hanno mai lavorato. Questo è il motivo principale che mi muove ancora oggi dopo tanto tempo. Notizia proprio di oggi, leggo, IRPEF, il 40% degli italiani non la paga. Un contribuente su 2 dichiara meno di 10.000 euro all'anno. Il 12% versa 26 euro all'anno. ADN Cronos, Corriere. Sarebbe interessante capire come questi dati sono spalmati sulla penisola. Questo è un dato che non ci viene comunicato. Però sarebbe veramente interessante. Altri argomenti e temi che credo il partito prossimamente toccherà. Abbiamo iniziato con la sicurezza, poi andremo a toccare il tema della salute e quindi della sanità, toccheremo il tema dell'economia, poi magari un appunto lo farà la Francesca Losi, perché c'è in programma un evento importante in Veneto, e toccheremo anche il tema culturale, identitario e dell'istruzione, che è un po' il cuore di tutto quanto. E facendo l'analisi un po' su questi macro argomenti possiamo tranquillamente dire che le cose non vanno proprio tanto bene, o perlomeno non vanno come vorremmo noi, perché a qualcuno chiaramente così come sta andando va bene e fa comodo. E allora uno dice, bene, individuato il problema, quale potrebbe essere la soluzione? La soluzione rimane sempre quella ed è più attuale che mai, ed è la riforma federale dello Stato italiano, dove sostanzialmente serve e si valorizza la responsabilità di tutti, dove tutti dovrebbero sentirsi responsabili di quello che fanno, dove c'è una meritocrazia riconosciuta, dove c'è un'identità riconosciuta. Noi abbiamo bisogno di identità, dove abbiamo bisogno di consapevolezza, abbiamo bisogno di autenticità, di senso di appartenenza, tutte parole un po' messe lì che forse sembrano un po' aria fritta, però probabilmente sono state dimenticate da molti, specialmente da chi ci governa attualmente. In sintesi abbiamo bisogno di autonomia vera, che non è di certo l'autonomia differenziata che stanno portando avanti a Roma. Altre cose che mi hanno mosso, per chi mi conosce sa molto bene che io sono un estimatore assoluto della proprietà privata, credo che sia un valore imprescindibile, un valore non negoziabile, la tutela della proprietà privata, la libertà individuale, la responsabilità individuale. Sono assolutamente favorevole per un federalismo fiscale spinto e sono per una forte limitazione del potere statale. Credo che ne guadagneremo tutti, in particolar modo le future generazioni. Il nostro progetto è un progetto ambizioso, è un progetto sicuramente non difficile da portare avanti, difficilissimo, perché noi dobbiamo pagare anche un altro scotto, e lo scotto che paghiamo e pagheremo è quello di essere etichettati come l'ennesimo partito. Siete piccolini, magari inizieranno a dirci questo, non contate nulla, darvi la preferenza a un voto perso. Ma un voto perso per cosa? Per votare il meno peggio? Io onestamente non mi riconosco in niente, in nulla di quello che oggi offre l'arco istituzionale. Non mi riconosco in nessun partito.
Non mi vergogno a dirlo che io sono andato in cabina elettorale, ma ho rifiutato la scheda per ben 2 volte. Come atto dimostrativo. Non conterà nulla, ma la mia coscienza è a posto. Dico anche che l'esperienza politica nelle istituzioni dagli anni 90 in poi ci ha fatto capire che questa area territoriale, il nord in particolare, o avrà una classe dirigente consapevole e identitaria o è destinato a morire. È vero che siamo contaminati, qualcuno dice. Una volta abbiamo iniziato un percorso cercando di valorizzare certi principi e oggi non sono più validi, perché chiaramente a livello elettorale forse non pagano più, però in coscienza dobbiamo capire che queste cose esistono ancora e sono da portare avanti. E come dice qualche amico autonomista, è giusto che noi dobbiamo proseguire su questa strada e tenere acceso il lumino. Se poi fra qualche anno vedremo che poche saranno le persone che ci seguiranno, non è un problema, prenderemo il lumino, lo porteremo in casa e lo lasceremo ai posteri. Questo è il nostro mandato, perché altrimenti se non lo facciamo noi non lo fa nessun altro. E l'unica via, mi sento di dire, è quella politica, perché credo che ad oggi nessuno voglia imbracciare il fucile e andare a fare una rivoluzione, almeno io non ne vedo personalmente. E quindi dobbiamo intraprendere una strada che è durissima, dobbiamo intraprendere una sensibilizzazione culturale, innanzitutto, che non è solo cultura, come dice la parola, ma dobbiamo parlare con la gente e far capire alla gente che le vacche grasse non ci sono più, il periodo delle vacche grasse è finito. Oggi sembra che fare il politico, il buon politico, sia quello di prendere soldi, contributi, portarli a casa, distribuirli sul proprio territorio. Bravo, bullo! E i contributi sono tasse, Cioè, sia chiaro, io sento amministratori locali che si vantano di aver portato 1 milione di euro a casa perché fanno il campo sportivo, 250.000 euro perché fanno la sala per il coro. Oh ragazzi, il comune vicino paga queste cose, i cittadini del comune vicino cosa dicono? Ma di questo nessuno parla. Quindi stiamo drogando il sistema di assistenzialismo ed è una cosa che deve essere assolutamente sradicata. Guardate, io chiudo, poi lascio la parola alla Francesca dicendo questo. Sostanzialmente, quando mi è arrivato l'invito di aderire a questo progetto, ne ho parlato ovviamente in famiglia e ne ho parlato con un paio di persone a me vicine politicamente da una vita, e sostanzialmente le strade erano 2: o fregarmene, cioè prendere atto che di problemi ce n'è tanti, però salute ad oggi tiene, come tutti bene o male poco ci manca ad oggi, domani non si sa, ma poco ci manca. Ma cosa vado a rompermi le balle? Individuo un perimetro di legalità all'interno del quale cerco di andare in autotutela, direbbe qualcuno. Quindi faccio un ragionamento egoistico, penso a me, alla mia famiglia, alla mia attività e chiuso la partita. Chi se ne frega degli altri? Bene, questa è l'opzione A. L'opzione B è: cosa posso fare io per? Posso condividere delle idee, dei progetti che richiamano a soluzioni di alcuni problemi sul territorio con altre persone? Sì. Cosa costa? Tanto tempo, soldi. E alla fine sapete cosa ho deciso? Ho deciso questa seconda via perché ho pensato a mio figlio. Basta, tutto qua. Perché noi, tutti qui, abbiamo una certa età, siamo maggiorenni vaccinati e la sbandiamo, come si dice da qualche parte. Il problema saranno le future generazioni, quindi io credo che un impegno sia dovuto
E quindi in sintesi ho fatto la tessera del partito 2 anni fa. In sintesi, credo che per dovere sociale ci si debba impegnare. Ecco. Quindi io ho fatto la mia introduzione, adesso ti lascio la parola Francesca e parli un po' del partito.